occidentali, o comunque con una scuola. Io ho fatto quasi 19 anni vicino a Maria e ho iniziato il mio percorso che avevo quasi 29 anni, per cui sono percorsi dove tu cambi. Noi ogni viaggio che ritornavamo diversi. Mi piace oggi ricordare personalmente, oggi che non ho più vicino a Maria, ma fisicamente, solo fisicamente, da 5 anni, in realtà si parla di una disciplina ordinata quotidiana. Come vedete dal brochure, mi è piaciuto le belle parole che ha detto Nicolò. Maria mi ha istruito come pranoterapia, come bioterapia. Faccio formazione nel campo marziale, sono tutti percorsi che poi si aggregano e in realtà tu fai ordine nella tua giornata. Per cui spesso quando con Maria dicevo, già finita la presentazione? Sì. Spesso io dicevo a Maria, io per primo nella mia giovane età dicevo, ma perché noi, ma perché Maria? E Maria mi consolava e mi diceva, perché evidentemente noi abbiamo scelto e io, dice personalmente, non ho mai cambiato nulla. Maria nei tanti libri che ha scritto, e li potete trovare qui oggi, e li vedete tutti specificati, diceva, io non cambio mai nulla, non cambierò mai nulla, anche a costo, a prezzo di rimanere da sola, ok? Però diceva, questo è il compito che mi danno, questo è il compito che io eseguo. Quando abbiamo iniziato a fare questi appuntamenti, ed è lì che lei ebbe questa popolarità a livello mediatico, è perché erano veri e propri appuntamenti. Queste creature dicevano, ok, vi aspettiamo in quel luogo, in quel periodo, perché? Perché è il momento di testimoniare qualcosa di diverso. E così via. Per noi è iniziato nel 2003, mi è piaciuto quel riferimento di Marco, credo, vero? All'inizio del concetto di Fibonacci e la conchiglia, se tu guardi noi l'abbiamo scritto oltre 15 anni fa. Per cui la scuola celeste, che era iniziata con noi, naturalmente per quel tipo di compito, che poi noi abbiamo sviluppato con i ciechi nel grano, con tutta la scuola, in realtà questa è la scuola. Assolutamente. Spesso le nostre guide dicevano, noi vi parliamo in modi diversi in relazione a quello che voi potete comprendere. Possiamo dire la stessa cosa, ma possiamo usare concettualità diverse. Per cui a me è piaciuto oggi sentire tutto quello che voi avete presentato, perché io ho rivisto i miei ultimi 20 anni vicino a Maria come scuola diretta. Sono fondamenti, sono concetti proprio... Quello. Il cielo è quello. Maria diceva sempre quello. Il cielo è equilibrio, è perfezione. Siamo noi umani che facciamo un sacco di casino qui, sulla terra. Allora, ci hanno concesso libero arbitrio. Per fortuna. Ok, andiamo. Moreno, grazie della collaborazione. Adesso grido da qui. Faccio io il filmato e voglio gridare da qui. Perché così mi fermo quando mi piace pensare quello che poi voi vedete. Dopo naturalmente io ho deciso di lasciare a tutti voi così brochure perché sicuramente su quello che voi vedrete e su quello che poi voi considererete, dato che Silvano mi ha tenuto così fino all'ultimo, alla fine, poi se avete curiosità io sono qui, io mi fermo qui fino alla fine anche per se avete curiosità in alcune pubblicazioni. Mi è piaciuta la citazione di Cheope della piramide. Con Maria abbiamo pubblicato tantissime informazioni su alcune cose che verranno scoperte su quella piramide, per cui noi siamo qui in attesa di eventi che si stanno susseguendo negli ultimi 10 anni. Maria questo lo scriveva quasi 40 anni fa, prendeva appunti celesti quasi una quarantina di anni fa. Poi quando abbiamo deciso pubblicamente di iniziare a rendere pubbliche le informazioni, è stato tutto un susseguirsi. Noi oggi, per mantenere questa biblioteca, non facciamo altro che constatare ogni tanto un capitolo di un libro di quello che sta accadendo. Per cui è diventato il lavoro principale per noi, l'impegno principale. Allora, apri con... Andiamo in cerca del programma che ho visto che è partito bene, correttamente. Allora, qui vedrete 3 sequenze. Chiudete. Sì, bravi, grazie. Qui vedete esattamente 3 sequenze.
che in realtà abbiamo filmato con Maria. Una nave, una creatura e alcune manifestazioni di luce. Adesso mano a mano vi fermo io e vi spiego esattamente. Questo è stato il momento dove abbiamo cercato, dalle indicazioni telepatiche che riceveva Maria, abbiamo cercato le condizioni più normali, più congrue del contatto, e siamo arrivati in questa parte di selva dove c'erano 7 cenotes, proprio contenitori d'acqua dolce, ritenuti dalla popolazione locale delle vere e proprie fonti di vita, con una considerazione di sacralità estrema. Penso per chi di voi ha avuto la fortuna di visitare quei luoghi, la simbologia e la sacralità legata alla simbologia di vita è al massimo livello. Noi nella nostra ignoranza, mi ricordo quando siamo arrivati e abbiamo trovato queste popolazioni così semplici nella loro vita, abbiamo fatto una considerazione semplice come umani, abbiamo detto poveretti naturalmente non pensando alla parte più povera di loro, e la guida ci disse poveretti noi, perché proviamo a fare un giro, dice, un po' in mezzo a loro, e trovatemi una persona che non sorride, che non sia contenta di esistere. Per cui scuola nella scuola, un contatto diretto con la scuola, diretta proprio di vita, vitale, di contatto con il cielo, con la natura, e poi, come penso la maggior parte di voi, con la stessa scuola del cielo del popolo Maya e di ciò che ha lasciato poi nel tempo. Questa è stata la parte, aspetta che mi fermo un secondo, questa è la parte dove abbiamo trovato all'interno, come vedete, è circolare, ed era come una sorta di, poi naturalmente Neuronice e Ram, che erano i 2 meridiani in contatto telepatico con Maria, ci hanno spiegato che quello un tempo era proprio un luogo sacro di preghiera dove venivano chiamati i defunti, proprio dove c'era questo contatto con queste anime defunte, fatte proprio da questi sacerdoti sciamani del tempo. Fatalità, non è stata una fatalità, naturalmente dalle indicazioni abbiamo camminato, ci siamo inoltrati per una ventina di chilometri all'interno della selva, finché poi i nostri amici, come li defineva Maria, i nostri amici di mondo lontano, dissero ok, questo è un punto buono. Noi quando arrivavamo in questi punti ci fermavamo, facevamo meditazione, cercavamo di metterci in contatto totalmente con il luogo, facevamo qualche foto, posizionavamo la nostra attrezzatura e puntualmente iniziavano le prime manifestazioni di luce che credo, a memoria, fra poco dovrebbero comparire le prime, così vi faccio vedere. Riuscite a vedere bene, vero? Non c'è tanto fastidio di luce dalle finestre. La luce dietro. Ah, non c'è dietro. Riusciamo, Silvano? Riusciamo a spegnere quella dietro, che ci sono quei 2 riflessi dietro, che così riuscite a vedere il contrasto di colorazione, che è molto importante. Perfetto. Mi dispiace per Marco, che abbiamo lasciato al buio. Questa è sempre la parte interna, come vedete, di ciò che avevamo attorno a noi, per cui vegetazione, buio, avevamo solo un po' di chiarore della luna, e poi c'era tutta questa energia del luogo, perché è difficile da spiegare, naturalmente la strumentazione non è in grado di percepire questo, ma ecco, questa ad esempio è una prima segno. Notate che questi pochi fotogrammi che voi vedete a occhio nudo, queste erano proprio delle piccole manifestazioni proprio di luce. Il concetto era che Maria le vedeva, io spessissimo non vedevo, ne percepivo solo la presenza e mi diceva ok, fotografa lì, riprendi lì. Io ci tengo sempre a raccontare questa cosa, proprio perché per ricordare naturalmente la natura di Maria, essendo nata così, per lei non era un problema. Poi vedrete anche l'energia che abbiamo filmato in un sito, lei me la indicò proprio, mi disse riprendi in quell'angolo perché lì c'è un essere di luce, io non lo vedevo, si percepiva solo la presenza, Maria invece vedeva. Maria aveva una visione
con la sua vista, io credo oltre all'umano standard, per cui lei proprio a occhi aperti così vedeva tantissime cose. Ho sentito oggi parlare di orb, anche da una ragazza del pubblico, per cui giustamente, considerando questo, vedete perfettamente che non si tratta, giustamente come ho sentito Marco prima, per il 90% di pulviscolo o quant'altro. In realtà, come vedete dalle immagini, noi abbiamo avuto la fortuna di girare parecchio il mondo, abbiamo cercato di sviluppare questa nostra ricerca per quanto riguarda questi da Maria definiti agglomerati di luce, con tutta una sorta di spiegazioni da queste nostre guide di luce, e in realtà poi ci siamo ritrovati a documentare, e l'abbiamo anche documentato bene nel libro, uno dei libri che trovate qui, e in realtà noi abbiamo veramente sviluppato una ricerca dove all'interno abbiamo trovato simbologia, lettere, numerologia, un sacco veramente di cose, e abbiamo fatto una sintesi in un capitolo. E questo, vedete, è un esempio anche lì. Poi vedete sulla sinistra, spesso avevamo questo simbolo quasi a croce, e questo spesso quando noi ci spostavamo i primi minuti, quando Maria diceva bene, siamo nel luogo giusto, gli amici del mondo lontano mi hanno detto che va bene così, cominciavano, vedete, queste manifestazioni di luce, spesso anche a forma di croce, o poteva essere a forma triangolare, avevano queste forme particolari. Maria le vedeva e mi diceva: ok, fotografa qui, riprendi lì, ed erano tutte attorno a noi. Ecco la prima sequenza. Anche qui dopo non vi preoccupate, sono sequenze in tempo reale di luce, si abbassano, poi il tutto è rallentato. Avete visto, noi eravamo in quel luogo per cui tutto questo avveniva, mi fermo un secondo, tutto questo che vedete avveniva in tempo reale, ok? Per cui noi eravamo immersi in quella vegetazione. Maria mi diceva: ok, stai in silenzio qualche secondo, e per cui io stavo lì con la telecamera, e quello che voi vedete la telecamera registrava. Maria vedeva tutta la sequenza, poi io con la telecamera riprendevo, però tutto quello che veniva indicato lo faceva Maria, nella tempistica, nella direzione, ok? Così vi faccio capire bene come noi stavamo vivendo quei momenti. Tutto si fermava. Ragazzi, dovete pensare che fino a qualche secondo prima di queste manifestazioni, in una selva si sentono un sacco di suoni, dagli animali ai grilli, il camminare delle formiche. C'erano queste nuvole di formiche che si sentivano proprio, che scalpitavano intorno a noi. Qualche secondo prima di queste sequenze tutto si fermava, c'era un silenzio totale. Maria diceva come quasi la natura contemplasse l'arrivo di queste energie. Questa è la sequenza rallentata. Dopo vi spiego anche nella seconda sequenza, che era spiegata nella relazione, ma ve lo spiego un po' a voce. Così vi trasferisco meglio, credo, queste emozioni. Vedete? Si abbassa, arriva come dall'alto, si abbassa di fronte a noi, si stabilizza. Ok? Guardate questa figura qua. Ok, vedete? Questa figura umana, con questo copripiano, sembrava come un indiano, un copri delle parti intime indiane, queste sono le gambe. Queste praticamente Neuronice disse: vi è stato dato la possibilità di vedere come avvenivano i rituali centinaia e centinaia di anni fa. Per cui quando i sacerdoti si riunivano in queste preghiere, okay, si collegavano alle loro anime dei defunti, facevano questi rituali. E quando Maria disse: ma che cosa in realtà abbiamo visto? E loro hanno detto: vi abbiamo fatto vedere e filmare le sequenze di ciò che avveniva. Chiaro? Puoi tornare indietro di 2 o 3 fotogrammi? L'ho rallentato ancora poi. No, tornare indietro. Perché c'era una sfera un po' prima.
Hai visto? No, già mi sei andato avanti. Vedete qua si vede bene l'uomo, la figura umana, ma adesso l'ho rallentata ancora. Se ricordo bene, la formazione è ancora rallentata. Esatto. Ma era una sorta di orogrammi, nel senso, fisicamente fisicamente è proprio una forma di luce ovoidale, vedi? È proprio una forma di luce ovoidale. È come questa luce ovoidale avesse fatto luce intorno a sé e avesse creato questa condizione. Hai capito? Come una sorta proprio di filmato, di mini filmato della situazione che era successa 1000 anni prima. Noi pensiamo sì con una sorta di funzione olografica, sì. L'abbiamo anche cercato di spiegare poi. Vedete? Adesso l'ho rallentata un po' di più. Vedi c'è qualcosa di sferico? Ah sì, ho visto adesso, quello che dicevi sulla destra. Sì. Guardate adesso, la cercherò di fermarla proprio dove si vede nella parte qui a sinistra. Guardate, le gambe, il corpo, e aveva come le braccia verso l'alto in questo modo. Lui stava facendo